Anche a San Leone sarà realizzato un porticciolo turistico moderno ed efficiente. È stato infatti approvato e finanziato dall'assessorato regionale alle infrastrutture il progetto che prevede il dragaggio del porticciolo turistico sanleonino. Un'idea presentata dal Genio Civile di Agrigento che prevede il dragaggio della bocca del porticciolo turistico di San Leone e del canale di transito, al momento parzialmente ostruito dalla sabbia. Interventi necessari di consolidamento della massicciata esterna che attualmente è a rischio di collasso strutturale, il ripristino della pavimentazione della banchina, la riparazione della ringhiera e di tutte quelle opere che diano decoro a questa struttura ricettiva abbandonata a se stessa da più di 20 anni. La vicenda era stata sollevata dall'associazione ambientalista Mare Amico la scorsa estate con la pubblicazione di un video realizzato col drone da cui si rilevava la difficoltà per le imbarcazioni di transitare. Dopo queste proteste venne delimitato un corridoio di transito mediante alcune boe segnaletiche ed oggi il progetto di dragaggio è stato finanziato. Si spera che i lavori partano subito, affermano in una nota gli ambientalisti, e che la burocrazia non ci metta la coda e permetta di effettuare l'opera di messa in sicurezza del porticciolo prima della prossima estate. Il prossimo passaggio, auspicato da noi, continuano gli ambientalisti, è rappresentato dalla realizzazione dell'allungamento anche di pochi metri del molo di ponente, in modo tale da ridurre il futuro insabbiamento del porticciolo e il finanziamento del progetto definitivo di sistemazione dello stesso porticciolo presentato nei mesi scorsi ma fermo a Palermo.